buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, una giornata densa di fatti di cronaca ma anche di appuntamenti istituzionali. C'è la presentazione al Laguna Palace di Mestre della nuova stazione di Mestre Venezia, per cui ci collegheremo tra pochissimo con Anna Maria Parisi. Stanno parlando il presidente Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro tra gli altri, e poi a Vicenza per l'allarme sicurezza con il sindaco che potenzia il sistema di videosorveglianza e molto altro ancora. Intanto vediamo un video veramente è il colmo, no? Per quanto riguarda quanto sta accadendo sul fronte degli autovelox e sul fronte del cosiddetto Fleximan. C'è Fleximan che taglia gli autovelox, e poi invece ci sono dei matti che si vestono da autovelox mettendo a rischio anche l'incolumità di coloro che passano per quelle strade, cioè in questo caso a Belluno lungo la statale 50. Ieri sera, vedete, il signore si è travestito da autovelox e si è messo a lampeggiare, girandosi addirittura verso le auto che stavano percorrendo quella strada, la statale 50 del Bellunese. Questo è avvenuto a tarda sera e quindi diciamo siamo arrivati anche a questo, purtroppo, cioè c'è questo ed altro. Andremo poi da Christian Arboit e parleremo dell'ennesima raffica di furti nel Trevigiano e poi degli sviluppi dell'inchiesta sulla tomba profanata a Ponte della Priula. Prevale la pista satanica, ma adesso vediamo un dramma a Lozzo a Testino. Un 51enne è morto nel sonno per un malore fatale dopo aver visto la partita in televisione con il figlio di 13 anni. A 15 anni ha tentato disperatamente di salvare il papà praticandogli un massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo però non c'era più nulla da fare. Federico Mancini, 51enne di Lozzo a Testino, è morto nel sonno per un malore fatale. La tragedia ha colpito la famiglia lunedì sera. Mancini aveva guardato la partita di calcio con il figlio 13enne e poi era andato a dormire. La moglie, quando l'ha raggiunto in camera, non sentendolo respirare, ha subito allarmato i figli. La più grande, di 15 anni, ha chiamato i soccorsi e poi, seguendo le indicazioni dei medici, ha provato a fare il papà al massaggio cardiaco. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Anche i sanitari, quando sono arrivati, hanno tentato invano. Il dolore della famiglia Mancini ha scosso l'intera comunità di Lozzo a Testino. I funerali di Federico saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di Lozzo. Come vi dicevo, poi ci collegheremo anche con Christian Arboit da Treviso. I carabinieri stanno indagando sull'ennesima serie di furti nelle abitazioni, e per quanto riguarda la profanazione della tomba a Susegana, al Ponte della Priula, sono in corso le indagini, prevale la pista satanica. Poi sentiremo in diretta gli uomini dell'Arma. Vediamo intanto il servizio. Cosa sia successo là lo può dire solamente una ricostruzione teorica o rintracciando chi ha commesso quel folle reato. Per capire cosa sia successo, la bara della giovane è stata portata all'obitorio del cimitero, dove l'autorità giudiziaria nelle prossime ore deciderà se eseguire degli accertamenti sul feretro per verificare se sia stato trafugato o meno, anche se, secondo indiscrezioni, pare non sia stato toccato. Ma sono ancora al vaglio tutte le ipotesi. Potrebbe essere fatta per qualsiasi cosa, cioè per nascondere qualcosa, perché cercavano qualcosa, perché sappiamo che ci sono 7 in giro che fanno qualsiasi cosa. Tra le piste degli inquirenti, infatti, il nascondiglio di sostanze stupefacenti, ma non si esclude nemmeno che la tomba della 35enne che si è tolta la vita nel 2010 sia stata presa di mira per scopi satanisti. Secondo le prime ricostruzioni, la violazione della sepoltura non sarebbe fatto recente. La tomba della donna si trova nel punto più lontano dall'entrata del cimitero, vicino alla cinta muraria che delimita l'area dai campi esterni. È lì che i carabinieri, arrivati sul posto nel pomeriggio di lunedì, dopo la segnalazione dei genitori della donna, hanno trovato una scala a castello usata probabilmente dagli autori del macabro gesto per fuggire attraverso il frutteto retrostante. A trovare l'oculo profanato una signora che ha immediatamente avvertito i genitori della ragazza, subito accorsi al cimitero.
Il peso di quello che hanno visto non aiuta per andare avanti. Un grande abbraccio della collettività, oltre che mio personale, deve essere portato al papà e alla mamma. Una notizia che vediamo sul Gazzettino, trovata con la gola tagliata nel garage del condominio, è stata attirata in una trappola dall'aggressore, vittima una nota fisioterapista. Non sarebbe in pericolo di vita e caccia all'uomo. Ci sono sospetti sul fidanzato della figlia, un ragazzo africano che non avrebbe reagito alla fine di una relazione, probabilmente se l'è presa con la madre che proteggeva questa ragazza. Ma torniamo al Ponte della Priula, sentiamo lo sgomento dei cittadini, delle persone per i fatti avvenuti nel cimitero con la profanazione della tomba della 35enne. Siamo rimasti male perché avevamo fatto il giro attorno, no, dal cimitero. Abbiamo visto queste tombe per terra, ma pensavo sono cadute dal tempo o qualcosa. La tomba era già aperta tutto quanto, però dopo non lo so. Una cosa disumana, io dico, cioè una cosa che proprio non ci sta, non lo so neanche il perché. Sì che pongono tutti delle domande, però senti magari per televisione, ma sono arrivati anche qua. Una cosa che mi fa star male perché anch'io ho una figlia qua sepolta. Mi fa veramente restare male queste cose. Non riesco a capire il motivo che hanno fatto una cosa del genere. Ti rammarica più che altro perché pensi, se siamo arrivati a questo punto. Allucinante, non ho parole, sono cose che non possono esistere. Penso alla mamma, cioè, non capisco chi possano essere queste persone perché sono senza dignità e senza morale. Mi sento come lo stomaco sopra, una cosa bruttissima, perché non lasciano in pace neanche i morti. C'è qualcosa che adesso viene sempre questo satanismo, può essere una cosa del genere? Non si sa, sempre punti di domanda. È tremendo perché io credo al riposo dei nostri morti qua, credo anche all'aldilà, lascia senza parole. Senza parole, non si può che essere d'accordo con quanto hanno detto questi cittadini. E andiamo avanti ancora con la cronaca. Un'auto contro un platano, purtroppo ancora incidenti, lo schianto poco prima delle 22 ieri in via Stradona Santa Maria di Sala nel Veneziano. 3 i feriti, tutti ventenni, vigili del fuoco che erano arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza l'Audi A3, mentre i 3 ragazzi a bordo sono stati presi in cura dal personale SUEM per essere trasferiti in ospedale. 2 feriti lievi e un codice di media gravità. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E nell'ottobre scorso in un parcheggio di Noventa di Piave, ricorderete, per vendicarsi di una persona con la quale c'era stata una lite per futili motivi, diedero fuoco a quella che pensavano fosse la sua auto, sbagliando però vettura e distruggendo la macchina di una signora che era completamente estranea ai fatti, identica per marca a quella del loro vero bersaglio. Ora i carabinieri hanno denunciato i responsabili, 2 giovani del posto. La perquisizione nelle loro abitazioni ha permesso di recuperare e sequestrare i giubbotti indossati dalla coppia durante la loro azione criminale, che erano stati visualizzati dalle telecamere di videosorveglianza. È stata respinta l'istanza di sequestro presentata dal difensore dei vertici della cooperativa Solidalia di Vigonza, coinvolta nell'indagine della squadra mobile su caporalato, estorsione e immigrazione clandestina.
Restano in Sicilia la cooperativa Solidalia di Vigonza. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dall'avvocato Carlo Bermone, ma da lunedì ha nominato un amministratore giudiziario che non è ancora entrato nel piano delle sue funzioni. Grande la preoccupazione dei vertici attuali dopo che venerdì scorso era stato posto sotto sequestro lo stabile nell'ambito di un'indagine della squadra mobile di Padova e dell'Ispettorato del Lavoro. Caporalato, estorsione, violazione delle leggi sull'immigrazione clandestina, i capi di imputazione a carico dell'ex presidente, accusato di aver fatto lavorare 19 giovani africani, tutti richiedenti asilo, che avevano sottoscritto un patto formativo a titolo volontario mentre avrebbero svolto attività pienamente inserite nel ciclo produttivo. Il problema restano le 177 persone tra dipendenti diretti e indotto che da giorni sono senza stipendio, con contratti con istituti penitenziari e comuni che sono tuttora bloccati. Dopo il no di sequestro, la cooperativa sta valutando quali azioni intraprendere. In attesa dell'udienza del riesame, le speranze sono riposte in una ripresa delle attività una volta che l'amministratore giudiziario entrerà nel pieno delle sue funzioni. È in corso a Venezia, a Mestre, anzi a Laguna Palace, la presentazione del progetto della nuova stazione Mestre Venezia. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi. A te, Anna. Eccoci, sì, è appena iniziata la conferenza stampa per la presentazione del nuovo progetto della stazione ferroviaria di Mestre, 100 milioni di euro di investimento per 4 anni di cantiere che partirà dal prossimo dicembre. E con adesso sul palco l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato che sta presentando nel dettaglio tutti i particolari del progetto, il cui bando partirà da settembre. Allora adesso magari con le immagini di Simone Merlo potremmo sentire un bite del suo intervento. Ripeto, sta parlando l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Grisciuglio. Nel 2017 sono stati più di 15 milioni e mezzo i passeggeri che hanno utilizzato i servizi di stazione, hanno viaggiato sui treni nella stazione di Mestre, ma soprattutto lo sviluppo del sistema ferroviario ci fa traguardare al 2030 un incremento del 35% dei passeggeri, quindi circa 21 milioni di passeggeri. È chiaro che per fare questo è necessario sviluppare la stazione, accogliere ancora meglio i passeggeri e inserire nella città, nel tessuto urbano, nel territorio, un elemento di ricucitura. Questo è il nostro concept e per questo gli obiettivi fondamentali sono appunto ricucire attraverso un collegamento che andremo a descrivere bene 2 aree oggi separate dal fascio di binari, migliorare l'accessibilità ai servizi di stazione e quindi all'accesso non solo ai treni ma a tutto quello che la stazione sarà capace di offrire e soprattutto potenziare attraverso nuove progettualità il carattere di intermodalità che c'è già oggi e che guarda su Mestre non solo l'intermodalità a livello ferroviario fra servizi regionali e lunga percorrenza alta velocità, ma anche ovviamente fra il TPL, il trasporto pubblico locale e ovviamente il trasporto ferroviario. Il progetto è fondamentalmente suddiviso in 2 lotti, non solo diciamo tecnici ma anche funzionali. In primis l'opera di scavalco. Vedremo dopo un bellissimo video preparato dai miei colleghi di Rete Ferroviaria Italiana che descriverà molto meglio di me quelle che sono le opere che andremo a realizzare e quello che sarà l'assetto futuro della stazione. Dicevo, un'opera di scavalco importantissima, 31 metri di larghezza, 100 di lunghezza, 9 metri sopra i binari, ma soprattutto 3 fasce all'interno di questa opera di scavalco. La prima, lato ovest, destinata al collegamento ciclopedonale e pedonale ovviamente fra le 2 aree oggi separate dai binari, quindi qui la ricucitura. Lato est una fascia orientata al servizio ferroviario, quindi alla connettività di stazione, tutto con la presenza di scale mobili ovviamente per facilitare e agevolare l'accesso
alla stazione, tra le due fasce laterali una fascia di locali a doppio affaccio con una importantissima valorizzazione della luce naturale anche in stazione per garantire migliori condizioni anche di utilizzo della stessa. Il progetto prevede anche il miglioramento delle uscite, dell'accesso, quindi dell'ingresso lato Marghera, proprio per incrementare l'accessibilità. In più, secondo lotto, il fabbricato di questi stazione. Alcuni dei particolari per la nuova stazione di Mestre, che è una tra le più trafficate d'Italia, con 15 milioni di passeggeri. Naturalmente tutti i dettagli della presentazione del progetto, di cui c'è anche il plastico, questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi, poi eventualmente ci richiederà la linea perché è un progetto importante. Può questo nome Progetto Venezia, Stazione Venezia Mestra, può far pensare alla stazione Santa Lucia di Venezia, che non c'entra. Qui si parla dell'ammodernamento e dell'ingrandimento della stazione di Mestre, con questa passerella che da Mestre arriva fino a Marghera, insomma con un progetto molto importante che però riguarda essenzialmente Mestre. Vediamo cosa ha detto Luigi Brugnaro, intervistato da Anna Maria Parisi questa mattina. Vediamo una dichiarazione. Vediamo. Io mi sono laureato allo IUAV qua a Venezia, l'Istituto Universitario di Architettura, e la mia tesi l'ho fatta sulla stazione, perché la stazione, questa è una stazione passante, ci sono due tipi di stazioni, stazione di testa e stazione passante. La stazione passante è una stazione che all'inizio crea sviluppo nei nostri centri, no? Quando è stata fatta all'inizio del secolo, poi diventa una cesura perché separa due parti di città. La teoria che ho sostenuto alla mia tesi era che dovevamo fare una stazione sopra, cioè una stazione ponte che unisse due parti. Ho dovuto diventare sindaco, avevo 20 anni, a 63 anni, per vedere oggi che la facciamo. Quando l'ho detta, neanche un anno dopo che sono arrivato, che volevo fare la stazione passante, se vi ricordate, mi hanno offeso, c'è chi ha detto che era impossibile, una roba non si sarebbe fatta mai, eccetera, eccetera. Adesso, vedete qua, tutti quanti, per cui questa roba qua la voglio dedicare a mia mamma, che mi ha visto che facevo i disegni sul tavolino di formica della cucina di casa mia, di notte, con gli occhi che svasavano, perché la formica sotto neanche sapevo che dovevo mettere un foglio bianco, perché ero proprio a zero, così abbiamo fatto. E mi sono disegnato sta roba qua. Avremo due entrate, la stazione a questo punto di transito diventa un vantaggio avere due entrate, perché avremo due entrate. Tu potrai arrivare alla stazione di Mestre arrivando dall'autostrada, parcheggi direttamente sotto senza dover entrare in centro a Mestre, quindi togliamo traffico e faremo che la zona paradossalmente diventerà una zona di grande rilancio, e questa sarà una sperimentazione nazionale, vedrete. Ci vorranno anni per farla, però ricominciamo, i lavori cominceranno penso a fine anno, inizieranno i cantieri, faranno la gara d'appalto, io penso verso settembre. Verso settembre, quindi cantieri per potenziare questa stazione. Tra l'altro ci sarà un collegamento anche diretto con proprio il Marco Polo, quindi le linee ferroviarie principali poi ci sarà un tramite, una navetta che porterà direttamente al Marco Polo della stazione di Mestre Venezia. Adesso torniamo alla cronaca nera, andiamo da Cristian Arboit in diretta da Treviso, perché furti a raffica, le indagini anche sulla profanazione della tomba di Susegana. A te Cristian. Sì, buongiorno direttore, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Mi trovo all'esterno del comando dei Carabinieri di Treviso, ci sono degli importanti aggiornamenti di cronaca. Partiamo dall'allerta furti. In questi giorni, in queste settimane vi stiamo raccontando tantissimi episodi, ci sono fortunatamente anche le notizie positive con ladri che vengono braccati da Castelfranco a Montebelluna. A Montebelluna per esempio sono stati denunciati un 27enne cittadino rumeno residente a Cornuda e un 21enne cittadino tunisino residente ad Asolo, che nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio erano stati protagonisti di un vero e proprio raid ladresco ai danni di diverse auto nel cuore di Montebelluna. Avevano sportato di tutto, danni enormi sulle autovetture. E ancora a Castelfranco nella giornata di ieri sono stati identificati
identificati 2 cittadini del posto, un 30enne e un 50enne, a bordo di una BMW 320, mezzo che è risultato rubato e di proprietà di una ragazza del posto, alla quale poi è stato restituita. Anche lì all'interno dell'abitacolo sono state trovate delle vere e proprie armi, mazze da baseball, coltelli a serramanico, forse abbiamo anche le foto e le possiamo mostrare, quindi erano pronti a colpire di nuovo, insomma. Fortunatamente l'operazione dei carabinieri è riuscita a identificarli e a scongiurare appunto il peggio. Vi daremo conto poi nei telegiornali anche di una truffa nazionale sostanzialmente, partita dalla segnalazione di un cittadino di Loria. Parliamo di contratti dell'Enel, dell'elettricità Fasulli. Si sta procedendo per associazione a delinquere nei confronti di 17 soggetti appartenenti a una ditta di Napoli. Comunque ne parleremo a lungo questa sera. Uno dei fatti di questi giorni ci portano a Ponte del Priula, a Susegana, per la profanazione di quella tomba, la tomba di una trentenne che nel 2010 si era tolta la vita. Immagini shock, le abbiamo viste tutti. Ti posso dare un aggiornamento: è stata fatta una verifica di polizia mortuaria sul corpo, sul cadavere, sui resti della donna, e appunto la salma appare integra. Questa verifica è stata fatta nelle scorse ore dall'ULS 2 con la polizia mortuaria. Resta però un'indagine che si sviluppa con 2 ipotesi di reato: danneggiamento e vilipendio di tomba. C'è anche la pista del satanismo. Qui con me Giuseppe Bisetto, che è referente del GRIS, il centro di ricerca spirituale e scientifica, e appunto specializzato in sette. È plausibile la pista satanica, Bisetto? È plausibile, sì, perché non è la prima che avviene nel nostro territorio e anche a livello nazionale e addirittura europeo. È una prassi abbastanza comune di quelli che vengono definiti gruppi satanici o sette sataniche o chiese sataniche. Sono 3 livelli importanti da conoscere a livello del satanismo. E sono gruppi presenti anche nella Marca Trevigiana? Sono gruppi presenti anche nella Marca Trevigiana. Basta ricordare i bambini di Satana di Marco Dimitri, ormai già defunto, ma che hanno ancora degli addentellati, o gli eletti di Satana o la congrega del lupo manaro. Ecco, queste chiese chiese sataniche sono abbastanza presenti. I gruppi satanici sono coloro che vogliono diventare molto più importanti, molto più visibili. I gruppi satanisti sono gruppi che vogliono accedere, sono giovani di solito che vogliono diventare o entrare a far parte delle sette sataniche oppure delle chiese sataniche. Quindi la profanazione che c'è stata può essere una prassi, un modo con cui evidentemente devono far carriera. Un rito di passaggio. Un rito di passaggio quasi, quindi avviene con la profanazione. Ecco, non dobbiamo pensare solo che i riti di passaggio non possono essere, non che so io, la messa satanica o cose di questo genere. No, prima di tutto si comincia con queste cose, quindi avviene abbastanza normalmente. Magari non proprio a questo livello, perché è chiaro che se è stata diventa una tomba di marmo e che se è stato scoperto un cadavere, è chiaro che non è frutto di una persona ma di un gruppo che vuole far carriera all'interno del satanismo. Quindi lei consiglia anche agli inquirenti proprio di percorrere questa pista? Ma direi di sì, ecco, sono abbastanza noti questi gruppi, quindi penso che anche gli inquirenti possano saperlo e conoscere queste situazioni. Ecco. Quindi secondo me può essere una situazione di questo genere, però può anche semplicemente essere un atto di goliardia, perché certi giovani hanno sentito che si fa così e allora vogliono, però mi pare strano. Ecco, siamo un po' troppo oltre il limite. Oltre il limite, non è, non so, aver rotto i fiori
fiori, spaccare i fiori o la lapide, come avviene abbastanza normalmente in gruppi vandalici. No, qui c'è qualcosa di molto più serio, molto più forte. E bisogna per l'appunto indagare come stanno facendo i carabinieri coordinati dalla Procura. Grazie Giuseppe Bisetto, referente del GRIS. Per il momento da Treviso è tutto. Direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Cristian Raboiti e a Nicoletta Rizzetto. Adesso andiamo dove avevamo detto di andare, sulla rapina di Fontanelle, diciamo, un aggiornamento sulla rapina di cui sono stati vittime madre e figlio minacciati dai banditi in casa. Vediamo, sentiamo. Non sarà facile per gli inquirenti risalire all'identità dei 3 delinquenti che sabato sera hanno fatto irruzione nella casa della famiglia Dalbo a Fontanellette di Fontanelle, minacciando con una pistola la signora Lenis, a 65 anni, con il figlio 35enne. L'area infatti è sprovvista di telecamere, almeno nelle immediate vicinanze. Non si esclude invece che possano venire in aiuto le immagini della videosorveglianza collocata lungo le principali vie d'accesso in questo angolo della Marca Orientale, dove diversi furti si sono registrati anche nell'ultimo periodo, ma non con queste modalità. A colpire quindi potrebbe essere stata una banda arrivata da est. Lo stesso accento dei malviventi, così come riportato dalle vittime, potrebbe far propendere per questa pista, con i carabinieri che non stanno lasciando nulla di intentato. Resta una comunità preoccupata e che si interroga. Per me questo qua è uno dei primi casi che succede qua in zona. Quindi bisognerebbe a questo punto alzare il livello un po' di sicurezza, il livello di allerta. Ma comunque le forze dell'ordine passano ogni giorno qua, non è che rinforzino adesso, passano 2 o 3 volte al giorno, anche perché abbiamo la caserma qua di Fontanelle, Codogné, di Tezze, sì, abbiamo diverse caserme qua vicino. Quanto alle telecamere, assicura il sindaco, arriveranno. Insieme al comune di Porto Buffolè di Mansuè, con i quali siamo convenzionati anche per il servizio di polizia urbana, stiamo proprio vedendo in questi giorni stiamo vedendo di fare una progettualità proprio per inserire questo servizio di telecamere di sorveglianza e di lettura targhe agli ingressi del paese, proprio per avere una sicurezza in più tutti quanti come comune, come cittadini. Allora andiamo adesso a Padova perché Valentina Visentin sta seguendo la questione del nuovo tram, ci sono previsti sgravi fiscali per i negozianti che saranno limitati dai lavori. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, un provvedimento questo che però non convince, poi vi faremo sentire le voci di alcuni commercianti perché ovviamente i lavori per la realizzazione della seconda linea del tram, la SIR 3 ma anche la SIR 2, la terza linea del tram, stanno entrando nel vivo, soprattutto quelli della SIR 3, la linea che collega il quartiere di Volta Barozzo con la stazione. Io mi trovo nel quartiere di Forcellini che attualmente viene tagliato in 2 dal cantiere che vedete alle mie spalle. In questo momento ad esempio una macchina si deve girare e ritornare indietro perché la strada è chiusa, la viabilità è stata modificata, i lavori dovevano terminare domani ma dovrebbero essere prolungati ancora di qualche giorno perché ovviamente con il maltempo sono slittati alcuni interventi. In questi giorni qui i cantieri sono entrati nel vivo anche nel quartiere di Volta Barozzo, quindi ci sono ovviamente delle ripercussioni in alcune arterie cittadine molto trafficate, tant'è che il sindaco Giordani, dopo quanto è accaduto lunedì con via Tommaseo, che a causa di un lavoro improvviso che doveva essere previsto nel fine settimana ma che è stato spostato a causa della pioggia lunedì, ha creato un vero e proprio blocco nella zona est della città con via Tommaseo paralizzata. Da qui insomma la necessità di un intervento, tant'è che ieri l'assessore Bressa, poi vi faremo sentire le sue parole, aveva proposto e parlerà ai commercianti di questa proposta di alcuni sgravi fiscali. Qui con me ci sono 2 commercianti, venite pure, Francesco è titolare di un negozio in via Facciolati, quindi poco lontano, anche lì attraversata da alcuni cantieri, e la signora Veronica che invece ha il negozio proprio qui in via Forcellini e quindi a pochi passi dalla chiusura della strada. Vi basta questo provvedimento di sgravi fiscali per voi attività che vi affacciate direttamente sui lavori del tram? Sì, novità di stamattina, lo sgravio fiscale previsto dal Comune di Padova per gli esercenti interessati dal passaggio
passaggio del tram, ma noi sappiamo benissimo che suona più quasi come una presa in giro, perché chi ha un'attività sa benissimo che la tassa sulla pubblicità è una tassa irrisoria che di sicuro non aiuta i commercianti, suona più come un contentino, come la caramella data ai bambini per non farli piangere. Ecco, non siamo per niente convinti di questa operazione, sicuramente potevano attuare dei provvedimenti un po' più seri per dare una mano ai commercianti, e invece come sempre siamo abbandonati a noi stessi. Signora Veronica, si sapeva che questi lavori ci dovevano essere, che avrebbero creato dei disagi, vi aspettavate però questa situazione e poi dopo col passaggio del tram si ritornerà a quello che insomma era prima? Allora, io credo che le cose siano state gestite magari in maniera un pochino approssimativa, soprattutto per quanto riguarda il poco preavvertimento nei confronti nostri, dei commercianti, per l'organizzazione stessa nostra che abbiamo per le nostre attività, che dobbiamo provvedere comunque di far funzionare quando nel momento stesso non abbiamo l'afflusso dei clienti perché fisicamente non riescono ad arrivare. Non so se effettivamente poi il tram porterà questi benefici, spero di sì. Certo che la situazione che si è venuta a creare è una situazione che porta sofferenza alle attività commerciali, molta. Oltretutto sono state previste delle deviazioni per fare in modo che le persone potessero arrivare alle attività. Proprio stamattina mi sono resa conto che per rientrare nella mia attività dalla zona di Forcellini purtroppo hanno chiuso l'unica deviazione che consentiva di ritornare poi effettivamente in zona Sografi, che è inattuabile. È quella dove ci troviamo. Tra le altre cose il sindaco Giordani ha detto che ieri c'è stato un incontro in comune proprio per evitare che situazioni come quella accaduta lunedì in via Tommaseo si possano ripetere, quindi chiedendo una maggiore coordinazione e gestione dei lavori, in modo tale che i lavori per i sottoservizi non si intralcino con quelli poi invece quelli più impattanti, quindi quelli che ci sono anche in via Volta Barozzo, dove già iniziato in alcuni tratti l'asfaltatura che porterà quindi a delineare il percorso della nuova linea del tram. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Valentina Visentin e ai suoi ospiti. Andiamo direttamente a Rosà, a pochi chilometri da Bassano del Grappa, dove infuria la polemica in vista di una maxi variante che spaccherebbe il paese in due. Sentiamo in diretta Alex Giuliano. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, insomma si è animata in questi giorni la polemica per una presunta variante est a Rosà, una variante alla statale Valsugana. Questo sicuramente insomma ha messo in allarme tanti cittadini, anche l'associazione Aria Bassanese, ma noi siamo in compagnia del sindaco di Rosà, Elena Mezzalira, che in questo caso riveste un po' i panni del pompiere. Perché? Perché il comune ha tutta l'intenzione di spegnere la polemica, in quanto il progetto non esiste, agli atti non c'è nulla, quindi si è parlato di una strumentalizzazione politica, ma vogliamo dare ai nostri telespettatori un'informazione corretta. Allora, questo progetto, questa variante c'è, si farà come mai? C'erano dei tecnici anche che facevano dei sopralluoghi in alcuni territori, in alcuni terreni, per dei carotaggi archeologici. Allora, innanzitutto noi siamo contenti che si parli di viabilità a Rosà, perché è da anni che richiamiamo l'attenzione sul tema dell'attraversamento del centro di Rosà e non solo, quindi un tema di permeazione del nostro territorio nord-sud, est-ovest. È per questo che c'è un decreto, una DGR con la Regione Veneto che coinvolge anche la provincia di Vicenza, e quindi il dialogo è attivo con gli enti preposti, perché la soluzione che serve è una soluzione di tipo sovracomunale e che deve essere condivisa appunto con la Regione, con ANAS, con la provincia e anche con i comuni limitrofi.
Quello che noi diciamo ai cittadini è che noi siamo qui per tutelarli, per fare il loro interesse, e quello che gli chiediamo è di stare tranquilli, perché ad oggi agli atti non c'è nulla che debba essere, che sia stato discusso e che sia stato condiviso con l'amministrazione, perché quello che l'amministrazione condivide lo deve condividere in primis con i cittadini, perché si deve tramutare dei vincoli che ad oggi non ci sono. L'unico vincolo che ad oggi c'è da anni è il vincolo riguardante la bretella ovest ad ovest del nostro territorio, perché l'amministrazione si è sempre spesa per una soluzione di questo tipo. Quindi questo è quello che ad oggi c'è agli atti. Noi stessi abbiamo fatto richiesta a gennaio 2023, unitamente col Comune di Cittadella e di Tezze, che ci venissero forniti degli elaborati sulle ipotesi che sono al vaglio per poterli discutere e formulare eventuali osservazioni. Ma senza avere queste tavole noi non riusciamo comunque a fare commissioni o a fare quello che è proprio di un'amministrazione comunale. Quello che sta facendo la minoranza è giustamente la minoranza, quindi sta strumentalizzando dal punto di vista politico quello che è successo nei giorni scorsi. Lo sta strumentalizzando però facendo disinformazione e soprattutto creando allarmismo nella popolazione, e questo anche un po' ci fa arrabbiare. Quello che vorrei dire è che sono uscite delle persone, dei tecnici, sembra per fare dei rilievi archeologici, ma non è stata data alcuna comunicazione, non è stato avvisato il comune, e quindi i proprietari giustamente li hanno fatti andare via, perché si tratta di proprietà privata e nessuno è autorizzato ad entrare. Noi abbiamo incontrato queste persone perché ci hanno chiesto di essere incontrate e abbiamo dato loro tutte le spiegazioni necessarie e abbiamo mostrato quelli che sono gli atti dell'ente locale, perché l'ente locale parla per atti. Ecco, chiaramente si è parlato anche di una polemica legata al consumo di suolo. L'amministrazione ribadisce che è molto sensibile al tema proprio della tutela del suolo in tutta la zona. L'attenzione in chiusura possiamo dire che adesso è spostata in altre zone, ad esempio a nord della Valsugana, visto insomma tutto quello che è successo legato alle continue frane. Sì, i fatti recenti e le frane che ci sono state nella nostra montagna, qui nella zona della Val Brenta, ma non solo, perché nei giorni scorsi ci sono delle interruzioni alla viabilità che conduce a Trento importanti, e sappiamo che ad oggi è questa l'emergenza, e anche le risorse che ha a disposizione ANAS per la progettazione sono destinate al tratto nord della strada statale 47 Valsugana. Ecco, direttore, quindi una polemica più politica che tecnica da Rosà. Comunque noi continueremo chiaramente a tenervi aggiornati su questa vicenda insieme al sindaco Elena Mezzalira. Da Rosà è tutto. Grazie molte, grazie Alex Giuliano e al sindaco di Rosà. Torniamo a Laguna Palace di Mestre, dove si sta presentando il progetto della nuova stazione ferroviaria di Mestre. Sta parlando, dopo l'intervento del sindaco Luigi Brugnaro, il presidente Zaia. Sentiamo. Però voglio ricordare che un evento come quello delle Olimpiadi intanto arriva in Veneto perché Veneto si è potuto permettere di andare a livello internazionale, confrontarsi con 7 stati diversi e portare a casa le Olimpiadi. Primo. Secondo le Olimpiadi, secondo uno studio della Sapienza, della Bocconi e di Ca' Foscari, fruttano come PIL al Veneto circa 1,5 miliardi di PIL. Detto questo, vi ricordo che questa stagione, io l'ho definita rinascimentale, va nella direzione di dire che solo di infrastrutture nell'area dolomitica abbiamo oltre 1,5 miliardi di infrastrutture. Stiamo parlando di nuove strade, che so, della tangenziale di Cortina piuttosto che di quella di Longarone e molte altre strade. E non vi parlo delle opere olimpiche. Giustamente prima si è detto, cioè, le Olimpiadi non sono solo il bob, che costerà 81 milioni di euro, ma voglio anche ricordarvi, se qualcuno si fosse perso per strada, che le Olimpiadi partono da un dossier che io ho presentato e aveva come base fondante il bob, ma non perché io sia un esperto, perché la prima roba che ho chiesto ho detto qual è la roba più sfigata che abbiamo a Cortina? Mi ha detto il bob è una discarica, allora il bob diventerà l'elemento centrale del dossier. E poi ho scoperto che questo è il bob più vecchio del mondo, io non lo sapevo, 1928, è un bob iconico. E allora mi hanno detto, perdonatemi se ve le dico queste robe, mi hanno detto ma sono pochi i praticanti di bob, a parte il fatto che c'è anche la nazionale giamaicana di bob e ci vuole rispetto. A parte il fatto questo, però è pur vero che se ragionassimo così
noi dovremmo rinunciare al bob, lo scheletro, lo slittino, al mondo del ghiaccio, ma è altrettanto vero che se dovessimo valutare il numero di partecipanti ci converrebbe chiudere Monza e anche Imola. Quanti ne conoscete di praticanti di Formula 1 in giro? Capite però che noi dobbiamo vedere il pacchetto. Se ci avessero chiesto, ci chiedessero di fare un'infrastruttura da 81 milioni di euro a fronte di 1,5 miliardi di PIL e di tutte le opere che faremo e ci chiedessero di macinarlo il giorno dopo, io direi, con una visione imprenditoriale, che è un affare. Perché così bisogna ragionare negli enti pubblici. Dopodiché, Luigi, lasciami dire, caro Sindaco, che ho l'impressione che 9 su 10 di quelli che ci criticano non perché sono preoccupati dell'opera, della sostenibilità, ma sono incazzati perché l'avrebbero voluto fare loro. Questa è la verità. Allora, guardate, prima è stato citato, c'è questo intervento da 100 milioni di euro, merito del sindaco, noi siamo qui, come si può dire, a portare acqua, ma insomma l'amministrazione comunale ha i meriti e i demeriti e noi amministratori abbiamo i meriti e i demeriti. Questo è un grande merito perché comunque è una pagina di storia. Il Comune di Venezia oggi scrive una pagina di storia. Dall'altro voglio ricordare che il collegamento ferroviario, che sono 8 chilometri, dei quali almeno 5 in trincea e quindi in tunnel, è un interventino da 644 milioni di euro. Cioè siamo il primo aeroporto a livello nazionale che avrà una stazione passante, non sarà un capolinea. Stiamo parlando di un treno in 7 minuti. Stiamo parlando di una metropolitana che ci siamo inventati in un territorio che non è metropolitano, perché comunque Veneto ha 500, quanti comuni siamo adesso? Per questi ogni tanto me ne fondono uno. 560, l'assessore Cazzavara segue le fusioni, 560 comuni, ma 4.500 abitanti di media. Quindi noi siamo un distretto industriale diffuso, una città metropolitana diffusa, e avere questo intervento che comunque va nella scia delle Olimpiadi, sarà consegnato entro dicembre 2025, ci fa capire che questa stagione progredirà. E quindi direi che è fondamentale ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, dall'amministratore delegato Strisciuglio, che ho già ringraziato e salutato, a tutti coloro che ci hanno messo creatività, che comunque lo si vede anche da rendere. Io faccio i complimenti per il filmato, cioè diteci chi lo ha fatto, perché fatti bene così. È qui in sala, chi ha fatto il filmato? Dove sono? Chi è? Ve lo meritate un applauso, bello. Se costa poco potremmo farlo anche noi. E dopo quando fa tutti questi effetti speciali, skei. Però se volete fare una roba promozionale, io ho una robettina da fare, gratis, e potremo fare una bella roba. Però vi diamo visibilità. E quindi veramente grazie a tutti coloro che hanno lavorato. Io penso che abbiamo imbroccato, stavo usando il termine veneto, che abbiamo intrapreso la strada giusta e si va nella direzione veramente, questa idea di non essere più periferia dell'impero, guardate che ci ha perseguitato per anni, no? La colonia dell'impero. Roma non è che è più vicina, non è più vicina a Roma, però hanno capito che i veneti quando si mettono sul serio sanno anche incazzarsi. Grazie. E questo era il presidente Zaia in diretta dal Laguna Palace di Mestre sul progetto della nuova stazione di Mestre. Adesso andiamo a vedere le novità della politica in vista delle elezioni. Ieri sera un vertice dei coordinatori regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per trovare una quadra sulle alleanze anche nelle prossime amministrative. Non ci sono notizie precise al riguardo, perché si parla per esempio a Bassano del Grappa di un'alleanza tra Lega e la nuova Democrazia Cristiana di Luigi D'Agrò. Intanto vediamo il punto nel servizio di Ferdinando Garavello. Fumata grigia ieri sera dopo la riunione delle forze di centrodestra per decidere il candidato sindaco di Bassano del Grappa. La novità è che non ci sono novità, nel senso che dal tavolo romano con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono alzati tutti rimandando la decisione alle prossime ore.
Il problema è che nonostante le rassicuranti dichiarazioni di unità di intenti e di buoni rapporti tra le parti, lo strappo tra Lega e Fratelli d'Italia è ancora possibile, anche se nessuno o quasi lo vuole. Il candidato Lega è e resta Nicola Finco, con la Lega di Bassano compatta sul suo nome. All'interno di Fratelli d'Italia c'è invece chi insiste per Stefano Giunta e chi vorrebbe Andrea Zonta. Il risultato è che il tempo passa e il momento della decisione deve arrivare presto. Oggi sarà un'altra giornata interlocutoria. Per la fumata bianca serve ritrovare compattezza. Vediamo per quanto riguarda la stampa, a Zelarino c'è stata una mobilitazione dei sindacati, dei giornalisti contro le cosiddette leggi bavaglio e a tutela della libertà di informazione. Ancora Anna Maria Paresi. Chi ha paura delle notizie, non certo i cittadini comuni, non certo i lettori che vogliono essere informati, non certo i magistrati o i giornalisti. Giornalisti, avvocati ed esperti di diritto internazionale a confronto sul diritto di cronaca e la libertà di informazione, dopo l'imposizione dell'Europa di vietare ai cronisti la pubblicazione degli atti sulle ordinanze di custodia cautelare fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il potere ha paura delle notizie, i parlamentari hanno paura delle notizie, i ministri che poco opportunamente rimangono impigliati in intercettazioni che descrivono comportamenti non illegali ma certamente poco opportuni. Loro hanno paura delle notizie. Diverse le voci, i nomi e gli interventi come questo dell'avvocato mestrino Rampinelli, in totale disaccordo con chi sostiene la riforma Cartabia abbia accentrato la comunicazione nella sola figura del procuratore, il quale, ed è un fatto, decide cosa sia o non sia notiziabile, ovvero riveste pubblico interesse, rendendo da un paio d'anni, cioè dall'entrata in vigore della Cartabia, difficile il lavoro di giudiziaristi e neristi. In tutte quelle indagini, quella che viene definita la fuga di notizia o la pubblicazione di un atto che non doveva essere pubblicato, continua ad avvenire, continua tranquillamente ad avvenire. Quindi io questo bavaglio non lo vedo. A Zelarino, giornata di mobilitazione lanciata dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per rivendicare la libertà di stampa e a tutela dei riders dell'informazione. Lanciata dalla FNSI a inizio d'anno e che si salda anche non solo con la libertà, indipendenza e autonomia della stampa, ma anche con quello che noi definiamo la dignità professionale, perché uno dei bavagli che abbiamo è anche il precariato, lo dobbiamo dire. Un giornalista che è precario, giocoforza, è un giornalista meno libero. Libertà di informazione da salvaguardare. Vorrei ribadire che poi, nonostante divieti di pubblicare ordinanze, poi pedaliamo e cerchiamo di scavare, là dove è possibile scavare, si deve scavare per trovare comunque le notizie, al di là dei cosiddetti bavagli, delle mordacchie, delle censure. Cioè la forza dei giornalisti è quella di avere comunque un ampio margine di libertà e di potersi comunque trovare le notizie senza ricorrere a quelle che a volte sono anche delle polpette avvelenate che arrivano dalle cancellerie nei tribunali. Quindi spetta a noi la libertà, cioè non dipende anche da altri, ma in una democrazia poi siamo noi che dobbiamo garantirla e dare tutto quello che possiamo dare ai lettori. E ci sarà ovviamente tutta la stampa mondiale a Venezia in aprile, quando arriverà Papa Francesco. Vediamo. Le campane suoneranno a festa domenica 28 aprile per l'arrivo di Papa Francesco a Venezia. 13 anni dopo la visita di Papa Benedetto, nel maggio del 2011, la diocesi riceverà ancora la benedizione del passaggio del successore di Pietro in città. Prima ci sarà la visita del Papa al padiglione della Santa Sede al carcere femminile della Giudecca per la 60ª esposizione della Biennale d'Arte, diretta da Adriano Pedrosa. Poi un incontro con i giovani e la celebrazione della Santa Messa in centro storico, presieduta dal Santo Padre, e momento culminante dell'incontro con la Chiesa di Venezia e la città. L'annuncio della presenza del Pontefice in Laguna è arrivato stamattina poco dopo mezzogiorno, già concretizzato da mesi e durante la visita ad Limena di pochi giorni fa a
Roma ed ha avuto tra i suoi principali artefici il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, anche nel doppio ruolo di componente del Dicastero Vaticano per la cultura e l'educazione. Dopo la visita dell'Imina, la bella notizia: il Papa sarà con noi a Venezia. La carità e la cultura è la seconda opera di misericordia corporale, visitare i carcerati. E siamo grati quindi che il Santo Padre inizi proprio in questo momento. Poi ci sarà la visita, pensiamo di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti. Certamente ci sarà poi l'Eucaristia, il momento culminante di tutta la visita del Santo Padre a Venezia. E la gioia e il benvenuto di tutte le istituzioni, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al governatore Zaia. Un momento di gioia che voglio appunto condividere con tutti i nostri concittadini e di gratitudine per questo omaggio che il Santo Padre farà a Venezia. Per cui benvenuto. E lo aspetteremo a braccia aperte, lo accoglieremo, sarà un momento di riflessione davvero importante per la nostra città. Grazie di cuore a nome di tutti. E questo era il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Saluto e ringrazio l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Assessore, grazie. Grazie, bentornato. Avremo molto da dire tra pochissimo, però intanto andiamo a Vicenza in diretta da Daniele Garbin, che è in compagnia del sindaco Giacomo Possamai. Allarme sicurezza e quindi un grande piano di rafforzamento della videosorveglianza. A te Daniele. Sì, buongiorno, grazie direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio a Palazzo Trissimo in compagnia col sindaco Giacomo Possamai e proprio confermo questo, l'allarme e la sicurezza. In questo periodo abbiamo proprio testimoniato anche noi con i nostri servizi una serie di eventi proprio di microcriminalità, una serie però con una successione di eventi dalle spaccate, aggressioni, insomma ha destato parecchio allarme sociale. Per questo è una situazione che è molto sentita in città, sindaco. Assolutamente sì, è una questione molto sentita su cui va posta la massima attenzione e serve un grandissimo sforzo da parte di tutti, chiaramente da parte dell'amministrazione comunale per quanto possiamo fare con la polizia locale, da parte della prefettura, delle questure, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine che sono al lavoro in queste settimane, intanto per capire chi sono i responsabili e chiaramente per individuarli ed arrestarli, ma poi anche per mettere fine a questa scia di aggressioni e di rapine. Devo dire che ieri ero in una trasmissione di una delle vostre reti ad Antenna 3 e mi ha molto colpito vedere che eravamo col sindaco di Treviso Mario Conte, che a Treviso la situazione è sostanzialmente la stessa e che anche dai vostri servizi emerge che in Veneto tante città, tantissime realtà anche della provincia sono nelle stesse condizioni, per cui ecco, lancio anche un appello: serve un aiuto forte da parte del governo, servono mezzi e uomini sul territorio per far fronte a questa situazione. Ecco, proprio per questo lei stesso ha anche promosso e detto un comitato per l'ordine e la sicurezza che, ricordo, sarà oggi pomeriggio, dove comunque il tema, l'ordine del giorno è proprio questo, vero? Ho chiesto al prefetto di poter organizzare oggi un confronto appunto con il prefetto e con i vertici delle forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri e guardia di finanza, proprio per fare il punto e per capire se si possono mettere in campo ulteriori misure. Questo è l'appello, la richiesta che farò, perché è chiaro che i vicentini hanno bisogno di sicurezza e da sindaco chiedo e voglio che così sia, e quindi da questo punto di vista sono certo che lo sforzo sarà massimo. Ecco, proprio per aumentare la sicurezza, ricordiamo tra qualche minuto proprio ci sposteremo qui a Vicenza, perché per quello che può fare il comune lo state facendo. Di che cosa si tratta, sindaco? Tra poco con le vostre telecamere, tra l'altro, andremo a vedere i punti in cui metteremo le nuove telecamere della città che faranno parte del sistema di videosorveglianza della città. 9 nuove telecamere nei quartieri di Vicenza, tra l'altro telecamere cosiddette brandeggiabili, quindi che oscillano e quindi che consentono di avere anche un raggio molto ampio di azione. Il comune tutto quello che può fare lo deve fare, la videosorveglianza è un pezzo di questa attività, l'altra è l'attività della polizia locale, quindi aumentare sempre di più la presenza della polizia locale nei quartieri. È chiaro, ognuno deve fare la sua parte, anche noi dobbiamo fare la nostra. Bene, sindaco, intanto la ringraziamo. Direttore, se non hai qualche altra domanda io restituirei la linea allo studio.
Ecco, Daniele, volevo chiedere al sindaco questo, c'è ovviamente da parte dell'ex sindaco Francesco Rucco, ci sono spesso dichiarazioni che fanno un raffronto tra la precedente amministrazione e questa amministrazione, quasi che questa amministrazione non fosse intervenuta adeguatamente, no, contro la sicurezza. Cosa ne dice il sindaco? Sì, il direttore ricordava che il sindaco precedente Francesco Rucco è intervenuto più volte puntualizzando che magari secondo il suo punto di vista quello che è stato fatto nella precedente non è stato fatto in qualche modo in maniera efficace dalla vostra. Ecco, lei cosa risponde all'ex sindaco Rucco? Dico che purtroppo non è cambiato nulla, nel senso che da questo punto di vista le stesse attività che metteva in campo l'amministrazione precedente, che tra l'altro sulla sicurezza nella stessa campagna elettorale ha dimostrato tutte le sue difficoltà, le stiamo mettendo in campo anche noi, anzi abbiamo potenziato la presenza della polizia locale nei quartieri, la videosorveglianza. Ma soprattutto, guardate, io penso che quando succedono fatti come questo sia sciocco perdere tempo in grandi polemiche politiche. La città deve stare insieme, deve lavorare insieme, dobbiamo lavorare insieme alla prefettura, alla questura, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza per fare in modo che Vicenza sia una città sicura, quindi lascio le polemiche a chi ha tempo di farle. Anche il ruolo della polizia locale è diverso, può essere interpretato diversamente, non so, i NOS rispetto alla sua proposta dei vigili di quartiere. Certo, infatti la testimonianza è che per esempio i NOS, quindi l'unità antidegrado e anche quella che fa l'attività antispaccio, non solo l'abbiamo confermata ma la stiamo aiutando a lavorare al meglio perché la consideriamo assolutamente importante, per cui di fatto, siccome non c'è nessun motivo per far polemica, andiamo avanti e lavoriamo. Ecco, direttore, se per noi va bene così, se hai altre precisazioni siamo qui. Grazie, va bene, grazie molto a Daniele Garbini e al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Andiamo in studio e saluto nuovamente Roberto Marcato, pezzo da 90 della Lega, assessore allo sviluppo economico, che in questa trasmissione anche recentemente aveva detto prima di prendere delle decisioni importanti, vedo che cosa nel frattempo sta accadendo in vista delle europee, in vista delle regionali. Assessore, molti sappiamo che la corteggiano, insomma, quindi c'è chi dice poi rischiamo che Roberto Marcato ceda alle lusinghe, ai canti delle sirene. Qual è la situazione adesso? Ma la situazione è la stessa di un mese fa, di 2 mesi fa, di un anno fa, cioè c'è un silenzio assordante che francamente faccio fatica a capire, quindi resto sempre un po' non capisco, ecco, non capisco perché insomma la mia storia parla chiaro, quindi Ecco, senta, a proposito, a Ring l'altra sera c'era Riccardo Barbisan che ha parlato di lei, Riccardo Barbisan, assessore a bilancio del comune di Treviso. Sentiamo cosa ha detto. Io credo che non sarà facile un orientamento diverso, ma ripeto, non tanto per Luca Zaia o per quello che è un ragionamento filosofico, per quanto riguarda strategicamente le regionali 2025. Bisogna guardare agli equilibri nazionali, dice il forzista Flavio Tosi, nelle ore che seguono la presentazione alla Camera del nuovo emendamento targato Lega per consentire il terzo mandato ai sindaci di comuni sopra i 15.000 abitanti e ai presidenti di regione. Chiaro il riferimento a Luca Zaia. La mossa leghista nel corso della conversione in legge del decreto elezioni, per qualcuno un pressing, per altri una forzatura. Secondo lei come finisce? Io penso, per carità non ho la sfera di cristallo, io penso che se i 3 leader del centrodestra hanno approvato assieme una proposta di legge che è stata varata dal Consiglio dei Ministri che dice cambiamo fino a 15.000 abitanti, non cambiamo sopra i 15.000 abitanti, un'opinione l'hanno già espressa. Ne fa una questione di sostanza il Partito Democratico del Veneto. Il permanere in maniera prolungata al potere in un organismo monocratico ad elezione diretta, che sia un sindaco di un grande comune o che sia un presidente di regione, è
un elemento nocivo per la tenuta della democrazia. L'altra partita comunque connessa è quella delle europee, con i partiti a caccia di candidati a chiappavoti, con il rebus di Roberto Marcato, l'assessore leghista mister preferenze che proprio a Ring la settimana scorsa aveva rivelato con una certa amarezza di non aver ricevuto ancora nessuna chiamata dai vertici del partito. Sempre via Ring c'è però la reazione tranchant del vice segretario regionale del Carroccio. Se uno aspetta una chiamata, credo che non possa morire aspettando una chiamata, magari forse è meglio che la chiamata la faccia lui a questo punto, nel senso che sono stato abituato così nella Lega, non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata, siamo tutti militanti e se non ti chiamano chiami tu. Coglie la palla al balzo Tosi che da mesi sta apertamente corteggiando Marcato. Io non sono più in Lega da un po' di tempo, io se fossi un dirigente della Lega chiederei a Luca Zaia di candidarsi perché è un candidato forte e chiederei a Roberto Marcato di candidarsi perché è un candidato forte. Ecco, quindi di nuovo un pressing da parte di Tosi e Barbisan che ha detto non bisogna aspettare le chiamate ma chiamare personalmente. Ma al vice segretario della Liga Veneta, Barbisan, dico con molta serenità che evidentemente ognuno parla secondo le proprie esperienze. Io da quando sono in Lega non ho mai né chiamato né elemosinato per avere ruoli, per avere incarichi, per avere candidature, mai. È sempre stato il partito, io mi sono sempre messo a disposizione del partito e il partito mi ha usato, tra virgolette, a seconda delle esigenze. È stato così quando sono stato eletto a Piombino Dese, è stato così quando sono stato eletto in provincia, in comune di Padova e alle regionali. Non ho mai chiesto io di essere candidato, perché ritengo sia una forma di correttezza nei confronti del partito. E questo è il primo tema, quindi insomma, evidentemente il vice segretario è abituato a altre modalità che non sono le mie. Però guardi, su questo, sabato pomeriggio stavo prendendo un caffè con mio fratello, che tra l'altro anche lui è un militante storico della Lega, e così parlando mi ha detto, ma insomma, che idee hai, no? Cosa vuoi fare da grande? Ho detto, guarda, non lo so perché non capisco, e lui mi ha detto, ed è stata una frase di una semplicità disarmante che però mi ha fatto davvero riflettere. E lui mi ha detto, ma scusami, cioè, sei il politico più votato del Veneto e l'hai fatto con la lista Lega che ha fatto un terzo della lista Zaia. Hai dato la vita a questo partito. Ricordo proprio così sommessamente che nel 2019 in quella campagna elettorale, non per il sottoscritto, per gli altri, io ho fatto in 3 mesi 98 incontri pubblici, non li ha fatti né Salvini né Zaia, tanto per dire la dedizione e il volume anche di fatica che ho fatto per questo partito, che ho fatto con grande passione e tornerei indietro, farei ancora di più. E lui mi ha detto, ma di fronte a questo, insomma, cioè, stanno qua a vedere se, ma sì, ma mandali ha detto così. E a me sta cosa qua nella sua semplicità, però mi ha fatto fare una riflessione. Mi dico, ma che cosa sto facendo? Cioè, voglio dire, ma devo stare qua a convincere qualcuno del mio valore? Cioè, il mio valore è stato certificato dall'affetto dei veneti in questi anni. Lo è stato questa volta, lo è stato a Padova, lo è stato a Piombino, è stato certificato in maniera chiara e netta e incontrovertibile dai veneti. Che cosa devo dire? Il mio curriculum parla per me, ho un cursus honorum che in pochissimi hanno. Io ho rinunciato a fare il senatore quando mi è stato proposto perché mi ero preso un impegno con i veneti, non so quanti l'avrebbero fatto al posto mio, perché ho una coerenza che è granitica. Cioè, di cosa stiamo parlando? Devo stare qua a telefonare per dire, scusa partito, mi vuoi bene, ti piaccio? Secondo te essere l'uomo più votato di tutto il Veneto, secondo te essere uno dei più conosciuti di tutto il Veneto è sufficiente? Secondo te non essere mai stato discusso, non aver mai fatto uno scandalo, aver sempre lavorato con grande passione, aver mantenuto una coerenza in tutti questi anni, un rigore morale che è riconosciuto da tutti, è sufficiente? Vuoi qualcos'altro? Cioè, devo cambiarmi il taglio dei capelli? Cosa devo fare?
Questa frase che mi ha dato mio fratello per me è stata per cui basta, amen, insomma dai, cioè, adesso diciamo che il Barbisan, che è vice segretario, quindi parla a nome del partito, dà la misura del momento storico che stiamo vivendo, per cui se Marcato vuole chiama lui e dice no, ma lasciamo perdere, non è il mio stile. No. Ho capito, insomma, è stato un messaggio chiaro, va bene così, a posto, buona vita a tutti. Insomma. Assessore, ma c'è una deadline, nel senso che quanto tempo può passare perché lei riceva così una chiamata che poi... Ma le dico, a questo punto qua, voglio dire, quando il partito ti dice questo, è già stato chiaro, basta. Cioè, ripeto, qua non si tratta della mia vita professionale o privata, si tratta del partito. Il partito parla attraverso gestualità, gesti, dinamiche, riti, dichiarazioni. Non è che mi servisse questo per capirlo, l'avevo già capito. Amen, la deadline è già passata, appunto, e basta. Quindi ha deciso. Buona campagna elettorale a chi sarà candidato, basta. Cioè, no, perché mi ha come dire, aperto la testa questa frase che mi ha detto mio fratello e il vice segretario della Lega, che dice è l'ennesima conferma, quindi io ripeto, non vado a elemosinare, cioè, con la mia storia. Io non vado a elemosinare incarichi, candidature, cioè, perché voglio dire che la candidatura alle europee è una candidatura che va a preferenze, a differenza dei parlamentari italiani, va a preferenze, quindi chi ha visibilità, chi ha una storia, chi è amato dai veneti, è un valore aggiunto per il partito. Se questo te lo devo spiegare, cioè, ragazzi, siamo messi male, e allora io allargo le braccia, come sempre farò la mia parte, e buona campagna elettorale a tutti. Assessore, una notizia è questa, ne parleremo ancora. Abbiamo 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con Roberto Marcato. Tra poco state con noi. Notizie da prima pagina, Focus TG. Roberto Marcato ha perso la pazienza in vista delle elezioni europee, dice non ho avuto nessun segnale, nessun contatto dai vertici del partito e allora basta, È una notizia, è uno scoop di Focus TG. Assessore, a questo punto però che scenario si apre? Perché c'è, ovviamente starà gongolando Flavio Tosi di Forza Italia che da mesi sta cercando di portarla nel suo partito. Ma non so che scenario, io sono molto sereno, nel senso che il partito si è espresso anche attraverso, insomma, detto prima, anche attraverso Barbisan, quindi insomma, cioè, non è che cosa devo fare ancora di più oltre a questo, no? Per cui non lo so che scenario ci sarà. Certo che, ripeto, fossi stato io il segretario federale anche, quindi Salvini, in questa tornata elettorale io avrei costretto tutti i portatori di voti a candidarsi, a prescindere dai ruoli. Cioè, avrei fatto candidare Mario Conte, il presidente Zaia, Marcato, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, qualche sindaco che ha dimostrato di avere consenso. Perché qua ti giochi la partita della vita, qui non ci sono trattative politiche, ogni partito va per conto proprio, è un proporzionale vero, secco, per cui ognuno si misura. Puoi dire ma le europee non sono le regionali, non sono le politiche nazionali. Vero, tutto vero, però questo è un banco di prova interessante. E poi c'è il carico da 90 del fatto che arrivano prima delle regionali, per cui l'ultimo sondaggio utile che tu hai, vero, non fatto su carta, è questo voto qua, quindi ti giochi tutto. Io avrei giocato il tutto per tutto
obbligando chi ha più consenso a candidarsi, e poi sarei andato al tavolo delle trattative forte di un risultato importante. Invece cioè, io lo trovo incomprensibile come strategia, per cui come sarà non lo so, cioè, non lo so, vedremo, cioè, che poi io sono molto sereno, nel senso che se il giorno dopo le europee, la Lega qui fa il 40%, la strategia vuol dire che è stata quella giusta, e io mi inchino, chapeau. Se non sarà così dovranno assumersi le responsabilità, cioè, nelle aziende che funzionano, nei partiti che funzionano, queste sono le dinamiche, quindi io non ho nessuna difficoltà ad ammettere quando sbaglio, per cui è per il bene della Liga Veneta, e per il bene dei veneti io spero di sbagliarmi assolutamente, spero che dietro ci sia una strategia che io non ho compreso evidentemente, ma spero davvero di sbagliarmi, perché qua in Veneto, lo sappiamo, la Lega fino a qualche anno fa era una sorta di religione, alle ultime europee abbiamo fatto 49,9%, cioè vuol dire che tolti via zie e i cugini dei candidati di sinistra, tutto il resto del mondo ha votato Lega, cioè vuol dire che veramente io credo che un risultato così non si sia mai visto, e questo succedeva 5 anni fa, non 50 anni fa, e quindi per il bene del partito di Veneto io spero di sbagliarmi assolutamente. Certo che io non la capisco, non capisco questa strategia. Assessore, ecco, tutti conoscono la sua passione, la sua determinazione nel far crescere il partito, il consenso, il contatto con il territorio, no? con la gente, come lei diceva. Credo che non ci siano pochi politici così vicini al loro elettorato. Ma il vertice della Lega, possiamo parlare ovviamente di Salvini, del Presidente Zaia, di Alberto Stefani, segretario regionale. Questa indifferenza viene più, a suo giudizio, dal livello nazionale o da quello locale? Evidentemente da tutti e due i posti, non ho visto, cioè, insomma, qua nessuno è bambino, no? Cioè, se una cosa ti interessa la fai, evidentemente non c'è questo interesse, ripeto, magari per una strategia che io non conosco, quindi, poi io sono un uomo limitato come tutti, per cui magari ci sono aspetti particolari che io non ho colto e non colgo, però è del tutto evidente che insomma, cioè, il segnale mi era già stato dato nella fase congressuale, insomma, dove mi è stato detto in tutti i modi: se ti togli dalle scatole meglio, no? E poi insomma, alla fine questo è stato il risultato. Adesso questo, cioè, voglio dire, insomma, se ti invito a cena 10 volte, per 10 volte mi dici no, insomma, anche un Mona capisce che forse non te che vuoi venire a cena con me, basta. A me non... Si era visto anche a Padova in qualche modo, no? Quando molti dicevano il candidato ideale. Perfetto, anche lì mi ero messo a disposizione del partito, apriti cielo, tutti ma non marcato, perché abbiamo il candidato vincente. Abbiamo un candidato forte che scalda i cuori, bravo. Il peggior risultato del centrodestra degli ultimi 25.000 anni a Padova. Cioè, ci hanno umiliato, massacrato, e con tutto rispetto di Giordani, non è che, voglio dire, il candidato Giordani sia come sia uno amato dalle folle, no? che sposta milioni di folle, insomma, quindi non è che avessimo, eppure ci ha massacrati, però anche là l'importante era non candidare marcato. A me, per carità, cioè, ripeto, se sono un problema prendo atto, sto a casa mia, cioè, a me non cosa vuoi a fare. No. Ma questo, Assessore, per via di una linea che potrebbe essere diversa da quella che ha, diciamo, praticamente abbracciato per ora la Lega, cioè è una Lega più moderata e che non corrisponde quindi a una candidatura come la sua, che invece è la Lega verace, forte. Ma guardi, allora, intanto io, perché lo so, perché poi insomma conosco il mio elettorato, io prendo voti dal professore universitario come da mio fratello, il suo collega,
all'avvocato, all'operaio, al giardiniere, all'anziano, al giovane, destra, sinistra, cioè, è veramente ho un delegato trasversale, quindi non credo che, come dire, una Lega più o meno moderata possa più o meno rappresentarmi. Se è cambiata la linea della Lega, io non lo so. Io so che sono entrato in un partito che aveva delle coordinate sia morali che politiche e io a quelle mi attengo. Se si decide che quelle coordinate non siano più attuali, non siano più quelle del partito, allora si deve fare un congresso, si porta una tesi congressuale e si dice noi siamo per le teorie di Vannacci, siamo per spendere i soldi per il ponte di Messina, ma non dare i soldi per la ZLS di Porto Marghera e del Polesine, perché non li hanno messi nella finanziaria. Ricordo Veneto, regione traino d'Italia economicamente parlando. Cioè, se poi allora, si va a un congresso e si dice questo è il nuovo decalogo della Lega, a quel punto là uno decide se rimanere oppure no. Finché non si fa questo, io continuo ad essere quello che ero prima, perché questo è il partito dove io mi sono iscritto. Quindi se qualcuno ha cambiato linea o vuole cambiare linea lo deve dire a un congresso e là deciderò. Finché non succede questo io mi attengo allo statuto, regolamento e patrimonio culturale e valoriale della Lega e della Liga Veneta, perché io sono leghista, prima di tutto sono veneto, poi sono leghista e poi sono leghista. Questa è l'escalation politica. E quindi sono molto sereno a questo punto di vista, cioè io continuo a dire quello che dicevo, lei prende qualsiasi mia intervista di un anno fa, 5, 10, 20 anni fa, sempre quello, non ho cambiato di un millimetro. Assessore, vediamo un titolo sul terzo mandato, questa è la Repubblica, terzo mandato, Fratelli d'Italia vuole stoppare la Lega, ipotesi cancellazione dell'emendamento del Carroccio. E qui è l'emendamento che era stato presentato pochi giorni fa da Alberto Stefani in Commissione Affari Costituzionali per consentire non solo a Zaia ma a tutti i governatori, ai governatori che sono già al secondo mandato e anche ai sindaci la possibilità di fare un terzo mandato che per il Presidente Zaia sarebbe il quarto. Allora, la prima domanda è se secondo lei questo terzo mandato a questo punto può saltare questo emendamento e se dovesse saltare e quindi se Zaia non potesse fare un quarto mandato resterebbe libera la presidenza della Regione del Veneto che Fratelli d'Italia vorrebbe occupare. Lei si presenterebbe in questo caso come Presidente della Regione se le proponesse, se ci fosse appunto in questo caso una chiamata a candidarsi per quel ruolo? Allora, sulla prima domanda, sul terzo mandato, io lo vado dicendo da un anno, io non ci ho mai creduto e credo che non si arriverà assolutamente al terzo mandato. A meno che non ci sia un accordo politico fatto fra i partiti della maggioranza, che noi non conosciamo, cioè, poi le dinamiche della politica sono infinite, però a bocce ferme con le informazioni che ho io e per le dinamiche che conosco politiche, io non ho mai creduto al terzo mandato. Stefani ha fatto bene a fare l'emendamento, ha fatto bene a fare questa forzatura, però evidentemente non c'è la volontà e d'altronde al posto della Meloni francamente non vedo perché non dovrei ambire a governare una delle regioni più importanti d'Italia. Cioè, non dimentichiamoci mai che secondo il Sole 24 Ore, oggi Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia sono le 3 regioni traino d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Allora, francamente, uno se vuole anche, come dire, in qualche modo concretizzare sul territorio il potere che ha, lo può fare attraverso il governo di una regione importante come il Veneto. Quindi faccio fatica a immaginare che possano lasciare. E tanto è vero che loro insistono nel dire, ma giustamente appunto dal loro punto di vista, che il prossimo Presidente della Regione Veneto deve essere una donna o un uomo di Fratelli d'Italia.
Per quanto riguarda la seconda domanda, le rispondo come le ho detto prima, io sono sempre a disposizione del partito, per me sarebbe l'onore più grande poter servire il popolo veneto. L'ho sempre fatto, lo continuo a farlo da assessore, l'unico paron che l'ho sempre detto, forse è questo che dà un po' fastidio a qualcuno, ma l'unico paron che è il popolo veneto. Non riconosco autorità a nessun altro che non sia il popolo veneto, ed è il popolo veneto che io ho sempre risposto. Per cui se fosse questa possibilità, per me sarebbe l'onore più grande che a un veneto può capitare. Quindi prima che lei, diciamo, lasci definitivamente la Lega, potrebbe in qualche modo tornare sui suoi passi nel caso ci fosse questa opportunità. Io non ho mai detto che lascio la Lega, mi sono limitato a fare un ragionamento sulle europee. La Lega è la mia casa, ed è la mia casa perché ha quei valori a cui facevo riferimento prima. Dopodiché, se qualcuno vuole cambiare la casa, allora lo dice, e a quel punto là io deciderò se rimanere in quella casa o andare via. Ma la Lega è la mia casa. Se qualcuno si sente che vaga pure, insomma, ecco. Certo, chiarissimo Roberto Marcato a Focus TG. Allora andiamo con Tony Esposito e Andrea Basso, altri 2 minuti di break pubblicitario e poi torniamo in studio. Di nuovo con Focus TG in diretta, clamorosa decisione di Roberto Marcato che ha perso la pazienza e dice non mi vogliono e allora basta, non mi vogliono i vertici della Lega, allora a questo punto la situazione cambia. Assessore, ecco, però precisiamo bene, in un momento in cui lei è tirato per la giacca da tante altre parti, in particolare da Flavio Tosi di Forza Italia. A questo punto questo basta significa chiudere per le europee, basta, cioè, vuol dire, il partito si è espresso anche l'altra sera attraverso i vice segretari, principini, abbiamo rispetto delle persone, basta, adesso chiuso, non è che stiamo qua. Ecco, perché Barbisán incarna il ruolo di vice segretario. Parla per il partito. Quindi, siccome di segnali me l'hanno dato, l'ha ricordato lei, e le elezioni di Padova, e il congresso, e questo è stato, adesso insomma, di segnali me ne hanno dati. Ci voleva la cornice istituzionale, è arrivata anche quella, basta, ne prendo atto. Insomma. Ma guardi, sono molto sereno. Quando hai il consenso dalla tua parte, non devi preoccuparti, insomma, ecco. Si deve preoccupare chi il consenso non ce l'ha. Parlavamo prima del generale Vannacci, è stato proprio anche in questo studio Gian Antonio D'Area che ha detto da europarlamentare se dovessero candidare Vannacci non mi candido io. Che corrispondenza c'è tra Vannacci e la Lega? Cioè Zero. Ci sono affinità? Cioè la forza della Lega, anche al di là di uscite forti che faceva, a volte colorite, a volte anche insomma, che faceva Bossi. Abbiamo avuto il sindaco Gentilini che insomma è andato giù durissimo, però era un grande serbatoio di democrazia. Cioè, non so per quale alchimia, era una cosa abbastanza strana, ma nella Lega tu trovavi di tutto, trovavi il comunista, l'estrema destra, trovavi l'omosessuale che parlava di omosessualità, trovavi l'omofobo, era un grande contenitore di democrazia, dove tutti avevano spazio. Cioè noi abbiamo candidato e vinto il primo sindaco di colore, era una ragazza d'Italia, cioè, e noi eravamo cattivi, razzisti, no? Cioè, è sempre stata così la Lega. Adesso, Vannacci è la negazione di questo, perché lui divide il mondo fra normali e anormali e se non sbaglio, non ho letto il libro, non ho tempo da perdere, se non sbaglio da qualche stralcio di giornale ho letto insomma che gli omosessuali sarebbero anormali. Cioè,
questi sono temi che uno immagina ormai, no, consegnati al Medioevo. Adesso parliamo d'altro. Allora, sentire queste cose, insomma, francamente non c'entra nulla con la storia della Lega, nulla, perché noi siamo stati, ma io stesso, a volte anche pesanti nelle dichiarazioni, ma erano, come dire, provocazioni perché bisognava scardinare un sistema paese incancrenito, stratificato, che aveva bisogno di uno scossone, e la Lega è stato lo scossone, il virus all'interno di un sistema. Vannacci è l'antidoto a quel virus, rischia di sopirlo quel virus, e invece noi dobbiamo continuare ad essere un virus nel sistema, dobbiamo essere l'antitesi di quel sistema, perché è un sistema che non funziona, perché l'Italia, questo paese diverso, straordinariamente diverso da regione a regione, ha una capacità, una potenzialità che nessun altro paese al mondo ha. Come mai negli ultimi 30 anni noi continuiamo ad arrancare? Perché? Perché non c'è una classe dirigente all'altezza delle aspettative di un paese come questo? Perché è in mano alla burocrazia? Perché i dirigenti dei ministeri comandano loro? Perché è così. Allora, la Lega aveva quella missione. Io voglio sognare che la Lega sia ancora quella roba là. Vannacci da questo punto di vista non aggiunge, non toglie nulla. Dopodiché non mi sembra che sia un campione di autonomia, di federalismo, di territorio. Ecco, anche da quel punto di vista là, insomma. Ecco, direi di chiudere sull'autonomia, perché sta andando avanti, si aspetta il voto della Camera dopo quello del Senato. Lei su questo... Ma guarda, io mi esprimerò quando avremo le materie, le risorse. Quando avremo quello io mi esprimerò, perché ho parlato con più di qualche veneto. Tu hai visto che hanno approvato, e fa, quindi diamo l'autonomia? No, ecco, buon marcato, per piacere, dimmi cosa hai fatto. Sono 30 anni che io lotto per l'autonomia, adesso anche io voglio vedere un risultato. Iniziamo l'iter, la norma quadro, la legge quadro, tutto bene. Quando avremo l'autonomia, stappo bottiglie del Prosecco, andiamo in piazza, però prima ci serve proprio una lettera scritta, ciao, da domanda che è l'autonomia. Perfetto, allora ci credo. Grazie molte a Roberto Marcato, insomma le hanno fatto perdere le staffe, diciamo, no? Così, insomma, non mi aspettavo ancora sta roba, basta, insomma, dai. No. Si è stancato. A me ma prendo atto, a me basta. Insomma, viva Dio, ho molte cose da fare, da preoccuparmi, cioè non è che non ho tanto tempo a perdere, quindi va bene. Assessore, alla prossima. Grazie mille. La ringrazio molto per essere stato qui a Focus, grazie a Tony Esposito e Andrea Basso in regia. Ci vediamo stasera e parleremo ovviamente di questa decisione di Roberto Marcato a lungo stasera a Focus alle 21:15. Grazie e buona giornata, arrivederci.